Mentre oggi a Roma è stato incessante l'omaggio dei fedeli alla salma di Benedetto XVI, anche a Venezia continua l'onda di emozione provocata dalla sua scomparsa. In città è ancora vivo e indelebile il ricordo della sua visita nel maggio 2011. Domani pomeriggio intanto il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiederà in cattedrale a San Marco una santa messa in suffragio del Papa Emerito. E poi lo stesso Moraglia, come presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, sarà giovedì presente tra i concelebrati ai funerali del Papa Emerito. Un bel ricordo di Papa Benedetto è quello tratteggiato per noi dal vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin. La sua vita è stata una grande ricerca sul cristianesimo, con quella centralità che lui ha voluto dare alla relazione. Il cristianesimo è un incontro personale col Signore, un grande desiderio di purificare, di convertire la Chiesa, fin da quella Via Crucis con i suoi commenti fatta prima di diventare Papa, dove denunciava le ambiguità, le sporcizie, la mondanità nella Chiesa. Attraverso la TV della Conferenza Episcopale arriva poi il ricordo dell'amico cardinale Angelo Scora, già patriarca di Venezia, e grande artefice della visita di Papa Benedetto in Laguna. Quando una volta andammo con giovanissimi, allora trentenni, a trovarlo a Regensburg, ci invitò in un bel ristorante sul Danubio e noi da buoni latini ci precipitammo sul menù, ordinò per noi e poi disse per me il solito. E quando arrivarono i piatti arrivò un toast e lui sorridendo dice perché altrimenti dopo non si riesce a studiare.